Assessore, ci troviamo all'interno dello stadio di atletica di Gorizia dopo il passaggio di questi teppisti, mi permette anzi di sottolineare questi emuli di Attila in 2.0 che in pochi minuti hanno recato un danno che si aggira sui 15.000 euro. Il Comune in questo momento sta valutando attraverso il suo assessorato quello che si può fare. Sì, diciamo che è appena finito un rilievo da parte di una ditta specializzata per vedere il danno che noi non possiamo quantificare in questo momento, che è quello relativo alla pista di corsa, che è in tessuto particolare, per cui non abbiamo i parametri per fare un prezzo di danno, quello che potrebbe essere il danno provocato alla pista. La cifra che lei ha citato prima è relativa più o meno a quello che potrebbe essere il recupero di un altro mezzo e la riparazione dello sfondamento procurato dall'accapottamento del mezzo usato per fare il danno sulla pista. Per cui sì, i 15.000 sono indicativi. Io credo che supereremo di gran lunga questo prezzo se non è possibile cancellare le righe che hanno lasciato sul tartan. Una cosa è certa, in attesa dei tempi lunghi della magistratura italiana, alla fine purtroppo pagherà Pantalone per rimettere in pista quello che è l'attuale situazione dello stadio. Beh, io mi auguro che anche col fatto che si prospetta l'ampliamento del Tribunale di Gorizia per quanto riguarda anche il recupero, diciamo, lo spostamento di quello di Palmanova su Gorizia, dia la possibilità appunto all'istituzione di dare risposte in tempi brevi. Beniamino Ursic è il presidente dell'Associazione Nuove Vie di Gorizia, centro commerciale naturale proprio nella zona storica del capoluogo isontino. I saldi sono partiti bene o male? I saldi sono più o meno, almeno per quanto mi riguarda, e ho sentito anche i colleghi, in linea più o meno con quello dell'anno scorso. Bisogna anche dire che noi da questo ci aspettiamo un qualche cosa che ci risollevi un po' la stagione primaverile, perché il mese di aprile e i mesi di maggio sono stati veramente disastrosi, frutto probabilmente di quella che è una crisi che sta attanagliando il nostro paese, non solo ma tutta l'Europa. Quindi c'è una crisi dei consumi, la gente evidentemente anche dovendo sostenere importi piuttosto importanti per quanto riguarda le tasse che sono state messe dal nuovo governo, evidentemente ha dovuto dirottare quelle possibilità economiche che ha verso altre questioni. Ma adesso noi vediamo, cerchiamo di comunque di non demordere, cerchiamo di portare avanti quelle che sono le nostre politiche e vedremo anche in sinergia con il nuovo assessore comunale al commercio e anche con l'associazione commercianti con cui abbiamo già avuto degli incontri, di lavorare in maniera univoca per cercare di rilanciare il commercio nel centro storico di Gorizia. Possiamo dire che per Gorizia sta iniziando una seconda primavera, se la prima c'è stata. Ma diciamo i segnali ci sono, positivi e anche quelli negativi. Il discorso è che, almeno io ho sempre sostenuto, che Gorizia è una città con delle potenzialità, grosse potenzialità rimaste inespresse. Si tratta evidentemente di toglierci dalle spalle un po' di polvere e cercare di metterci di nuovo il vestitino della festa e cercare di rilanciare quello che di buono abbiamo.